Agrigento ricorda Alice, 17 anni, si è tolta la vita, aveva subito uno stupro di gruppo ed era stata filmata. In un incidente stradale muore il 26enne di Aragona. Funerali del giovane 26enne ucciso insieme alla fidanzata a bastonate dal coinquilino. Indagini sul sedicenne trovato carbonizzato in un posteggio. L'Associazione Italiana Donne Medico festeggia i suoi 20 anni con un congresso. Scoppia la lite durante il carnevale a Ravanusa, sedicenne ferito da una coltellata finisce in ospedale. Manifestazioni in occasione del carnevale anche a Fontanelle, quartiere di Agrigento, Acireale e Realmonte. Serie D, Licata perde 3-0, Eccellenza, l'Acragas vince 3-0, il Pro Favara 2-0. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'Ordine dei Medici, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e una delegazione di studenti del liceo scientifico Leonardo hanno deposto una corona di fiori alla Rupe Atenea, luogo dove il 18 maggio del 2017 si è suicidata la studentessa di 17 anni Alice Schembri che, come emerso dalle indagini della squadra mobile di Agrigento e della procura di Palermo, è stata costretta a subire violenza sessuale di gruppo, registrando il tutto in un video con un telefonino. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nella giornata ieri, domenica 19 febbraio, alla Rupe Atenea di Agrigento, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, rappresentati dal vicepresidente Piero Luparello, dal tesoriere Gino Cacciatore e da Leo Russo, insieme al sindaco Miccichè, hanno deposto un mazzo di 17 rose bianche nel luogo in cui avvenne la tragedia. Presenti alla commemorazione anche diversi cittadini, le compagne di scuola della ragazza e una delegazione del liceo scientifico Leonardo, frequentato dalla giovane Alice. E proprio in quel luogo, nel maggio del 2017, Alice, una ragazza appena 17enne, decise di togliersi la vita per alleggerire il vuoto lasciato da un angelo, come l'ha definita il dottor Leo Russo dell'Ordine dei Medici di Agrigento. A distanza di 6 anni il lavoro degli inquirenti ha fatto luce sulle cause che hanno portato via la giovane 17enne, costretta a subire violenza sia fisica che psicologica da un branco di suoi coetanei che le aveva fatto violenza anni prima. Un peso insopportabile per la giovane che ha così deciso di farla finita lanciandosi proprio da quel luogo dove si domina tutta la valle, la Rupe Atenea. Oggi purtroppo si viene a rendere omaggio alla memoria di una ragazza che non ha avuto la possibilità di vivere in un contesto sociale fatto di amore, di dedizione al prossimo, di condivisione di valori. Purtroppo oggi si va verso una società in cui l'egoismo, la sopraffazione, la violenza la fanno da padrone e chi non riesce purtroppo, come la ragazza, a portare dentro un peso così grande fa le scelte estreme che possono essere sicuramente evitate se in un contesto sociale possa esserci quella possibilità di aiutare le persone a superare drammi di questo genere. Lei non ce l'ha fatta, il peso era più grande di lei, il dramma che ha vissuto l'ha vissuto interiormente per parecchio tempo e, come lei stessa dice, non sono riuscita a vincere questa battaglia malgrado la mia caparbietà e la mia forza di volontà. Ricordiamo questa ragazza come una delle tante vittime di una società fatta di violenza e di soprusi, nella speranza che il futuro possa riservarci aspettative migliori. E oggi siamo qui a ricordare Alice, la giovane ragazza che si è tolta la vita nel 2017. Dietro questo gesto tanta amarezza, tanta tristezza. Questo sta a dimostrare la poca sensibilità dei giovani. Io esorto tutti a usare meno i telefonini, usare meno i social, a sognare di più. Io dico sempre i sogni spesso si avverano, basta crederci. Quindi, e poi anche esorto anche il legislatore a poter formulare delle leggi e delle pene più dure, perché questi reati purtroppo, ahimè, sembrano che siano sempre esponenzialmente in aumento. Siamo qua oggi a ricordare il fatto increscioso che è successo alcuni anni fa, un povero angelo che purtroppo
è stata vittima di una società nostra, la più brutta società che ci possa essere, e che ha pagato le conseguenze di questa società. Siamo qua a dare un mazzo di rose bianche per ricordare questo evento e per pensare a quello che è successo, affinché non possa più verificarsi nel futuro fatti di questo genere, che hanno dato veramente il peggio di quello che può essere la vita della nostra piccola città. Purtroppo sono fatti che noi non ci eravamo abituati a queste cose, ma che hanno stravolto la nostra società, la nostra vita. Un saluto a questo angelo che veramente era una bellissima ragazza. Nella zona industriale tra Agrigento, Aragona e Favara, lungo viale Mediterraneo, un incidente stradale ha provocato la morte di Raimondo Giglia, 26 anni, di Aragona, operaio. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la sua automobile, una Fiat Panda, si è ribaltata. Dell'incidente si è accorto al mattino di domenica una persona in transito che ha telefonato al 118. I dettagli nel servizio. Un 27enne di Aragona, Raimondo Giglia, è deceduto ieri notte in seguito a un incidente stradale avvenuto in viale Mediterraneo nella zona ASI industriale di Agrigento. Viaggiava a bordo della sua Fiat Panda, che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata più volte fino a terminare la sua corsa fuori strada. Alcuni passanti hanno subito cercato di soccorrerlo, ma viste le sue condizioni è stato chiamato immediatamente il 118, ma la corsa nel vicino ospedale San Giovanni di Dio non è servita a nulla. Il giovane di Aragona è arrivato morto. I carabinieri della compagnia di Canicattì stanno ricostruendo quanto accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, Raimondo Giglia aveva trascorso la serata in una discoteca per i festeggiamenti di Carnevale, poi a tarda serata stava facendo ritorno a casa, prendendo appunto nella zona industriale ASI, una strada rettilinea e poco trafficata, soprattutto durante la notte. La comunità di Aragona si è svegliata sconvolta dalla triste notizia. La Pro Loco ha annullato gli eventi previsti per il Carnevale e la partita di calcio. Intanto il Carnevale di Aragona è stato annullato. L'annuncio è stato dato dal sindaco Giuseppe Pendolino, che afferma come: siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti, siamo davanti a una tragedia per tutti noi, non possiamo fare altro che stringerci intorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo Giglia, un ragazzo per bene, afferma il primo cittadino, così come i suoi genitori. Il giovane di 26 anni è morto quindi dopo che la sua Fiat Panda si è ribaltata. Il sindaco si è recato sul luogo dell'incidente stradale in viale Mediterraneo zona ASI di Agrigento. Il 26enne ha perso la vita. Era un impiegato, un'impresa di pulizia, il padre un operatore scolastico della scuola elementare di Aragona. Una famiglia di grandi lavoratori, ha confermato il primo cittadino di Aragona, di gente veramente per bene. Siamo sconvolti per quanto successo. Procedono le indagini sulla morte del sedicenne trovato la scorsa settimana semi-carbonizzato in un parcheggio in un piccolo comune del Messinese. C'è il servizio. Procedono a 360 gradi e senza sosta le indagini sulla morte di Serti Ayman, il sedicenne trovato la scorsa settimana semicarbonizzato nel parcheggio Italia 90 antistante il campo sportivo di Merì. L'area è attualmente sotto sequestro e gli inquirenti non escludono alcuna pista dal suicidio all'omicidio. Tutte le ipotesi rimangono aperte e si sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo. Giovedì scorso il giovane si sarebbe recato in una pizzeria del piccolo comune situato al confine con Barcellona Pozzo di Gotto. Avrebbe dovuto acquistare la cena da portare a casa, ma i familiari non hanno avuto più sue notizie. Solo diverse ore dopo i carabinieri hanno comunicato alla famiglia la tragica notizia. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato nel parcheggio collocato alla periferia del paese. All'esterno dell'area posta sotto sequestro un mazzo di fiori, ricorda il sedicenne. I familiari, assistiti dall'avvocato Giuseppe Coppolino, escludono categoricamente la pista del suicidio e si sono messi a completa disposizione dell'autorità giudiziaria per trovare la verità sulla morte del ragazzo.
oltre alle analisi del cellulare ritrovato intatto vicino al cadavere del sedicenne. Venerdì pomeriggio è stata anche eseguita l'autopsia dal legale Letterio Visalli, secondo quanto disposto dal procuratore Dora Esposito, titolare dell'inchiesta. Il corpo del ragazzo è stato condotto all'obitorio dell'ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità. Serti era il più piccolo dei figli, dopo il fratello e la sorella. Aveva da poco chiesto e ottenuto dall'Istituto Copernico il trasferimento per andare all'Istituto Commerciale di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli inquirenti, per cercare di far luce sulla vicenda, stanno raccogliendo anche la deposizione dei docenti del ragazzo e dei compagni di scuola. Funerali di Nino Calabrò, il 26enne ucciso insieme alla fidanzata Francesca Di Dio lo scorso 22 dicembre in Inghilterra dal coinquilino con un martello. Vediamo. In tanti hanno preso parte sabato pomeriggio alla Basilica San Sebastiano di Barcellona Pozzo di Gotto ai funerali di Nino Calabrò, il 26enne ucciso insieme alla fidanzata Francesca Di Dio lo scorso 22 dicembre in Inghilterra. Amici e conoscenti hanno dato l'ultimo saluto al giovane con un forte applauso e il lancio dei palloncini. La salma del ragazzo era rientrata la scorsa settimana in Sicilia dopo oltre un mese e mezzo di permanenza in Inghilterra. In concomitanza era ritornata anche la salma della fidanzata ventenne di Montagna Reale. La giovane era andata in Inghilterra per trascorrere con il fidanzato le festività natalizie, ma ha trovato la morte nell'appartamento dove il 26enne si era stabilito per motivi di lavoro. Un duplice delitto che ha lasciato tanto dolore nei due comuni messinesi, dove Nino e Francesca erano molto conosciuti. Il funerale della ragazza si è svolto qualche giorno prima nel piccolo comune messinese dove l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino. I funerali si sono svolti nella chiesa Madonna Santissima delle Grazie e sono stati celebrati dal vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco. Anche per i funerali di Nino l'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha proclamato il lutto cittadino. Tantissime le persone presenti, tra questi molti giovani e amici del ragazzo. La notizia della loro uccisione, arrivata a pochi giorni dal Natale, ha colpito nel cuore e sconvolto nel profondo Barcellona Pozzo di Gotto e l'Interland. Il sindaco della città del Longano, Giuseppe Calabrò, interpretando i sentimenti diffusi della comunità, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per manifestare il cordoglio collettivo e la partecipazione di Barcellona Pozzo di Gotto al dolore dei familiari per la prematura e tragica scomparsa dei due giovani. Ad Ali nel Messinese, ottantenne accende focolare in casa ma muore divorato dalle fiamme. I dettagli nel servizio. Una tragedia si è consumata ieri sera ad Ali. Un uomo di 80 anni ha perso la vita all'interno della propria abitazione nel piccolo centro collinare. La casa in cui viveva è stata divorata dalle fiamme divampate improvvisamente. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della stazione di Ali Terme, coordinati dalla Procura della Repubblica di Messina, si tratterebbe di un incidente provocato dal fuoco acceso in un focolare a legna che l'anziano utilizzava per riscaldare la sua abitazione, che si trova fuori dal paese, in una zona isolata. Sono stati i militari dell'Arma durante un servizio di perlustrazione nel centro abitato a notare l'immobile in fiamme e una volta giunti sul posto a far intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina. Dopo aver domato il rogo, i soccorritori hanno trovato il corpo parzialmente carbonizzato dell'uomo riverso a terra in un angolo dentro l'abitazione. Il magistrato di turno, ritenendo che non vi siano elementi che facciano pensare ad altre piste, oltre a quelle dell'incidente, ha ordinato la restituzione ai familiari della salma dell'80enne, trasferita nella sala mortuaria del cimitero di Ali. I parenti però pare che non siano del tutto convinti di quanto accaduto e che stiano valutando se sporgere denuncia contro ignoti. La IDM, Associazione Italiana Donne Medico di Agrigento, in occasione dei 20 anni della sua fondazione, ha organizzato un congresso provinciale. Tema trattato: l'approccio multidisciplinare nella cardiopatia ipertensiva e ischemica. Arturo Cantella. Ecco, oggi ad Agrigento si svolge il convegno della vostra associazione, si parla di ipertensione e di rischi cardiovascolari. Allora, oggi è la giornata che vuole festeggiare i 20 anni dell'associazione qui ad Agrigento e abbiamo fatto il punto proprio su quelle che sono le patologie cardiovascolari, le differenze che ci sono tra gli uomini e le donne, perché è importante sottolineare e ricordare che le donne non sono state trattate adeguatamente
estremamente studiate per quello che riguarda le malattie cardiovascolari. È importante perché bisogna cambiare il modo di approcciarsi al paziente con una maggiore personalizzazione della medicina e quindi applicare adeguatamente la medicina di genere in tutti i settori cardiovascolari. Ecco, il rischio è maggiore per la donna o per l'uomo? Diciamo che fattori di rischio tradizionali sono presenti sia per l'uomo che per la donna, però per la donna esistono fattori di rischio specifici relativi al sesso, ma relativi anche al genere. Quindi ci sono differenze sessuali, nel senso che le donne si ammalano più tardi di malattia cardiovascolare, quando viene a mancare l'apporto degli estrogeni che sono un fattore difensivo, ma ci sono importanti fattori sociali, come ad esempio la depressione, lo stress a cui le donne sono sottoposte, sono importanti fattori di rischio per la malattia coronarica. Ricordiamo che anche la violenza di genere, quando si esercita in maniera cronica, può diventare un importante fattore di rischio per la malattia cardiovascolare. Ricordare il ventennale è un'occasione appunto buona per ripercorrere un po' il tempo passato di quando è stata fondata la nostra sezione, grazie alla prima presidente Anna Maria Amato e un gruppo di persone che ha voluto appunto rendere questa idea, questo sogno realtà e dare un punto di riferimento per l'associazione delle mediche anche nella nostra Agrigento. E diciamo che grazie a tutte le presidenti che sono succedute, alle varie direttive e soprattutto a tutte le socie che sono anello di congiunzione della nostra associazione, siamo riusciti ad avere ottimi risultati e a organizzare tantissimi convegni. Io mi occupo di epidemiologia e prevenzione e di medicina generale, quindi è la mia branca fare prevenzione principalmente, non solo nella donna ma anche nell'uomo e nel bambino. Quindi ho voluto, con l'occasione del ventennale, parlare, si è parlato sempre di ipertensione e di cardiopatia, però non si è parlato di differenze di genere. Il messaggio soprattutto ai giovani, alle giovani donne medico e uomini medico, di essere determinati a andare avanti in modo tale che si possa portare, soprattutto nei giovani, e anche non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista umano e sociale, perché comunque ci occupiamo pure non solo a livello scientifico, ma anche a livello sanitario e sociosanitario, quindi siamo vicini anche alla società, quello di essere determinate e di fare in modo che possiamo cambiare un po' questa società che va un po' in declino, quindi portare anche un po' di solidarietà, un po' di pace e rispetto soprattutto dell'uomo, perché comunque la salute, noi medici dobbiamo principalmente dedicarci interamente della salute nell'uomo, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. E poi volevo ricordare una frase di Oscar Wilde: date una sola possibilità alla donna e potrà fare di tutto, quindi dobbiamo andare sempre avanti e dare sempre di più. È importante perché i medici di medicina generale e i cardiologi hanno veramente un grande ruolo nella prevenzione. Io ho parlato di rivascolarizzazione miocardica chirurgica, ma se i medici di medicina generale non convincono i pazienti ad attuare una buona prevenzione cardiovascolare, il lavoro di noi chirurghi diventa perfettamente inutile. Quindi un grazie sempre alle donne medico che si sono impegnate in questo campo, anche perché ora si sta non scoprendo, ma si va sempre più chiarendo che le donne hanno una fisiopatologia che per certi versi è diversa da quella degli uomini. Certamente ancora non esistono linee guida, però per esempio ci sono dei lavori in cui si comincia ad evidenziare come per esempio i dosaggi dei farmaci che vengono dati alle donne sono a volte eccessive. Ecco, certamente ci saranno fattori ormonali, ci saranno fattori di stili di vita che cominciano ad essere sovrapponibili, però certamente questo è un campo che si svilupperà e io mi auguro che piano piano si riesca a comprendere quali sono le peculiarità della donna nel campo della medicina, della sua fisiopatologia, per meglio curarle e per meglio attuare una prevenzione cardiovascolare. Nel campo della chirurgia le donne che hanno patologie di tipo cardiochirurgico
arrivano intorno ai 50-60 anni soprattutto, e sono pazienti con maggiore ipertensione, maggiore obesità, maggiore fattori di rischio, e difatti nel post-operatorio hanno risultati peggiori rispetto ai risultati che si ottengono negli uomini. Raccolta differenziata, parte il servizio porta a porta dell'umido gestito dalla società in-house di proprietà del comune di Ravanusa. Vediamo. Tutti i colori della bellezza. E nell'ambito della programmazione Carricacina Grega ci saranno 3 giornate di carnevale a Realmonte, la prima domani che si svolgerà in piazza attraverso una proposta del CIF con una gara delle torte, e domani mattina con i ragazzi del Fantasilandia, un gruppo di animazione, ci saranno i ragazzini in piazza. Lunedì avremo delle attività pomeridiane e consisteranno in una sfilata promossa da Progetto Danza e in un'attività musicale DJ set che ci sarà anche in verità domani. Questa esperienza del DJ in piazza l'abbiamo già avuta a dicembre, ha riscosso un enorme successo, e quindi vogliamo ripetere queste iniziative che sono pro ragazzi e evitiamo così che le famiglie vadano fuori in questi giorni di carnevale ad accompagnare i propri figli in altri comuni, perché qua già abbiamo musica, abbiamo balli, abbiamo tutto. E quindi stavo dicendo, lunedì Progetto Danza, a seguire DJ, martedì la giornata conclusiva. Avremo la scuola, l'istituto comprensivo Garibaldi, che avrà un ruolo da protagonista, i ragazzi quindi che partiranno dalla scuola secondaria di primo grado a fare una sfilata, appunto si arriverà in piazza, ancora una volta avremo musica e intrattenimento e tanta bellezza, come diciamo sempre noi, e nel pomeriggio tutto si concluderà la sera con i DJ in piazza. Quindi attività molto belle, attività di divertimento in linea con il carnevale e appunto tutti i colori della bellezza. E colgo l'occasione per ringraziare tutta la squadra che si è attivata per questo carnevale, e intendo dire il tavolo della solidarietà che è stato presente con le varie associazioni che lo compongono, e il CIF appunto per l'attività che ha promosso, e tutte le altre associazioni che parteciperanno, Fantasilandia, i DJ, ma anche le famiglie, i cittadini, la scuola e le attività che come sempre collaborano affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Un grazie particolare lo rivolgo anche al comando dei carabinieri e alla locale stazione, che come sempre coordina la viabilità e la sicurezza. Testimoni di pace, stop alle bombe sui civili, un progetto che coinvolge gli studenti. Ci racconta tutto il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto stamani presso l'Istituto Agrigento Centro, al plesso distaccato Pirandello, un incontro sui testimoni di pace, stop alle bombe sui civili. All'iniziativa ha partecipato la dirigente scolastica dell'Istituto Agrigento Centro Rosetta Greco, con gli interventi di Giuseppe Scimè, nella sua qualità di commissario straordinario dell'Associazione Vittime Civili di Guerra, la referente al laboratorio didattico dell'associazione, e Enzina Lombardo, docente referente dell'Istituto per il progetto. Ha dato inoltre la sua testimonianza un alunno proveniente dall'Ucraina che ha raccontato la sua esperienza vissuta quando è scoppiata la guerra nella sua nazione, che si è trasferito ad Agrigento con tutta la famiglia. Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto Testimoni di Pace promosso dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, perché il nostro istituto favorisce da sempre la cultura della pace e della non violenza. La scuola ha certamente il compito fondamentale di accompagnare le nuove generazioni nel portare avanti i valori della concordia e del dialogo fra i popoli, perché i giovani non devono perdere la possibilità di cambiare il mondo, di essere costruttori di pace e di essere protagonisti attivi di una società più giusta e solidale. Stavo dicendo proprio ai ragazzi che l'associazione propone intanto un concorso nazionale dedicato alle scuole di concerto con il MIUR, e proprio l'anno scorso il premiato è stato un alunno di questa scuola.
di Agrigento Centro. Propone praticamente ai comuni, a tutti i comuni, di attualizzare delle delibere di giunta di consiglio comunale relative appunto alla campagna Stop alle bombe, cioè i consigli comunali e le giunte municipali prendono posizione per dire noi non ci stiamo con la guerra. Devo dire che in provincia di Agrigento c'è stato un altissimo numero di delibere, l'ultima quella di Realmonte dell'altro giorno, ma sostanzialmente quasi il 50% dei comuni della provincia di Agrigento ha aderito a questa campagna. Testimoni di Pace è appunto un'altra iniziativa, questa iniziativa che ci porta nelle scuole per mostrare e per partecipare ai giovani i temi della pace e della solidarietà e ovviamente contrastare a tutte le violenze e a tutti i principi che vengono ancora purtroppo perpetrati in alcuni stati relativamente ai conflitti, perché i conflitti non finiscono soltanto con le battaglie, perché tantissimi e milioni di ordigni rimarranno nei territori e ahimè mieteranno anche vittime civili come è stato nel dopoguerra del 1943 in Italia, dove ancora ci sono giovani, e questo è l'appello che noi facciamo alla tutela dei giovani, che magari scambiando un giocattolo per un ordigno purtroppo vengono privati dalla vista, dagli arti e dalle quindi concrete menomazioni. Mi chiamo Nikita, ho 14 anni e vengo dall'Ucraina, da Kiev. Sono venuto in Italia a causa della guerra che affligge il mio paese e oggi cercherò di raccontarvi brevemente la mia storia. Un giorno sono stato svegliato alle 4 del mattino da una luce accecante proveniente dalla mia finestra. Era causata dai bombardamenti. Verso le 5 con la mia famiglia abbiamo visto uno speciale del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Ci comunicava che i russi avevano iniziato una guerra contro l'Ucraina. Così abbiamo fatto subito le valigie e verso le 7 abbiamo lasciato Kiev in automobile. Ci siamo divertiti verso l'Ucraina occidentale. Abbiamo viaggiato per ore fino ad arrivare in una stazione di servizio nella città di Rivne, dove ci siamo riposati. Ma dopo mezz'ora, mentre eravamo lì, un razzo è caduto a 100 metri da noi. Eravamo terrorizzati e abbiamo deciso di continuare a guidare. La mattina del 25 febbraio eravamo già nella provincia dei Carpazi, nell'Ucraina occidentale, al confine con l'Ungheria, dove eravamo completamente al sicuro. Siamo rimasti lì per circa 2 settimane. Il 10 marzo abbiamo deciso di venire in Italia. È stato ed ancora molto difficile adattarsi in un paese straniero. Un corso gratuito all'Università Bocconi di Milano per giovani laureate, il servizio di Eugenio Cairone. È stato pubblicato il bando per un corso gratuito per giovani laureate. L'iniziativa è del Soroptimist e della Bocconi. Le domande vanno presentate entro il 28 febbraio prossimo. Anche quest'anno, afferma Margherita Trupiano, presidente del club di Agrigento, il progetto nazionale del Soroptimist offre una prestigiosa opportunità dedicata a giovani studentesse che potranno accedere gratuitamente ad un corso della Bocconi. Il bando riguarda giovani laureate di età massima 28 anni, in possesso di laurea specialistica o magistrale e buona conoscenza della lingua inglese, che potranno candidarsi al corso di formazione Leadership e Genere, una sfida sostenibile. Le domande di partecipazione saranno valutate da un'apposita commissione costituita dal presidente del Soroptimist, che la presiede, e da 2 socie nominate dalla stessa presidente. Le candidate verranno convocate, aggiunge Margherita Trupiano, per un colloquio. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico delle corsiste.
Un lutto familiare ha investito il sindaco di Agrigento. È morto il suocero di Franco Miccichè. I funerali sono in programma domani mattina alle 11:30 nella chiesa della Divina Provvidenza in via Manzoni, nella zona del campo sportivo. Alla famiglia Esaieve Miccichè sentite condoglianze da parte di Televideo Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Una coltellata e un sedicenne portato in fretta e furia al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ha ricevuto una coltellata nel lato destro del torace ed è stato subito medicato ed è ricoverato nel reparto di chirurgia. Non è in pericolo di vita. È così che è finita una lite durante la notte nel centro di Ravanusa, dove erano in corso eventi e manifestazioni in occasione del carnevale. I carabinieri della stazione di Ravanusa stanno adesso cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto, cosa abbia innescato la lite e chi siano i coinvolti. L'aggressore, qualora identificato, verrà denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per lesioni personali. E adesso ci spostiamo per vedere i festeggiamenti del Carnevale a Fontanelle, quartiere di Agrigento, poi ad Acireale ed anche a Realmonte. Ci sono i servizi. Ci vuole davvero poco per tenere unita una comunità, un quartiere come Fontanelle. Ed è il poco che serve che riescono a trovare sempre la parrocchia di San Nicola e i ragazzi del comitato Fontanelle Insieme. Dopo le novene di Natale che hanno allietato diversi angoli della frazione, è arrivato il Carnevale con una gioiosa atmosfera che ha coinvolto non solo i bambini, ma tante famiglie. Un corteo di maschere e musicanti con la gente che ha salutato l'iniziativa anche dai balconi delle case lungo la via Alessio Di Giovanni, gli stessi balconi da dove quando si era reclusi ci si affacciava per salutare il trascorrere del tempo. Erano purtroppo gli anni del Covid. Adesso, grazie al cielo, come è avvenuto sabato pomeriggio, si può fare festa tutti insieme, allegramente, per strada, adulti e bambini, senza mascherine, se non quelle colorate del carnevale, e senza paura, ma liberamente, con la voglia di divertirsi e tornare a vivere così come è giusto che sia. Carnevale a Fontanelle è stato un vivere non da periferia dimenticata, ma da luogo che vuole riscattarsi. Un grazie va sicuramente a chi dimostra di saperci fare. Stiamo parlando di Don Andrea Militello, il parroco di Fontanelle, instancabile, è presente sabato in mezzo ai suoi parrocchiani. E come non ringraziare il gruppo di volontari e del comitato di quartiere con Vito Lauricella in testa. Una festa grande, insomma, per un quartiere che ha bisogno di tantissima attenzione da parte delle istituzioni, a cominciare dal comune, ma va bene così quando si può fare in autonomia con il solo contributo della comunità. Concludiamo sottolineando che sabato vedere la spazzatrice seguire il corteo e ripulire dai coriandoli la strada è stato un segnale di civiltà, così come la presenza anche della polizia locale che ha aperto la sfilata.
Ma quanto tempo ci vuole per costruire un carro del genere? Il tempo in termini di ore non lo so, è incalcolabile veramente, perché siamo un lavoro di 5 persone. In termini di mesi, già noi ad agosto iniziamo a fare i primi lavori, quindi da agosto fino a febbraio, il giorno prima dell'uscita. Le ore, i minuti. Abbiamo visto un po' di movimenti, quanti movimenti li fa? Ma abbiamo all'incirca 45 movimenti meccanici, quindi c'è un lavoro altamente ingegneristico ed elettronico. Quindi abbiamo avuto il piacere che l'avete apprezzato. Siete soddisfatti di questo carnevale? Il carnevale siamo sempre soddisfatti, che la nostra soddisfazione è vedere la folle strada, quindi se le persone ci vengono a trovare perché comunque trovano soddisfazione a vedere le nostre opere, e questo è l'impegno che ci spinge ogni anno a fare sempre meglio. Il carro viene ispirato, ci siamo stati alla corrida spagnola, perché diciamo che oramai ai nostri tempi ci sembra un po' esagerato uno spettacolo laddove muore un animale, quindi da ciò è nata l'idea di cercare di mandare un messaggio di rispetto degli animali e la natura in generale. Per noi è molto importante questo. Quante persone vengono impegnate per la costruzione di un carro? In maniera fissa, diciamo, siamo 5 persone, poi ad alternanza abbiamo altre 3-4 persone che ci vengono ad aiutare nel tempo libero. È una passione quella che vi porta... La passione c'è, ma è un lavoro che si fa con passione, veramente. Anche se poi purtroppo economicamente non viviamo di carnevale, però a tutti gli effetti è un lavoro. Chi si sente di ringraziare? Ma io ringrazio il pubblico, perché il pubblico è quello che ci dà la forza domani di iniziare di nuovo, non guardando i mesi, le ore e i minuti. Veramente il pubblico che viene a trovare ci dà l'ispirazione, sono loro i primi a ispirarci per il carnevale che verrà. Ecco, tu sei giovane, chi ti porta? È la famiglia che ti ha tramandato questo... Sono giovane, ma già ho 15 anni di attività e chiaramente, come lei ha ben intuito, la mia famiglia già dagli anni 90 ha iniziato a fare i carri, mio padre, quindi diciamo che sono nato tra la cartapesta. Invitiamo la gente quindi a... Chiaramente invitiamo le persone a venirci a trovare, perché lo spettacolo è garantito e quindi troverà delle opere uniche veramente in Italia nel loro stile, perché abbiamo questo stile, guardare i nostri carri da girare è come sfogliare un libro, non si vede ad impatto. Ad impatto è una scatola chiusa che poi regalerà una serie di emozioni, quindi quello che lo spettacolo nel modo come è impostato qui nei nostri canali da girare non lo troveranno in nessun posto. Sarà uno spettacolo unico e una volta che verranno ritorneranno sicuramente. Tutti i colori della bellezza, e nell'ambito della programmazione Carricacina Greca ci saranno 3 giornate di carnevale a Realmonte, la prima domani che si svolgerà in piazza attraverso una proposta del CIF con una gara delle torte, e domani mattina con i ragazzi del Fantasilandia, un gruppo di animazione, ci saranno i ragazzini in piazza. Lunedì avremo delle attività pomeridiane e consisteranno in una sfilata promossa da Progetto Danza e in un'attività musicale DJ set che ci sarà anche in verità domani. Questa esperienza del DJ in piazza l'abbiamo già avuta a dicembre
ha riscosso un enorme successo e quindi vogliamo ripetere queste iniziative che sono pro ragazzi e evitiamo così che le famiglie vadano fuori in questi giorni di carnevale ad accompagnare i propri figli in altri comuni, perché qua già abbiamo musica, abbiamo balli, abbiamo tutto. Quindi stavo dicendo lunedì progetto danza, a seguire DJ, martedì la giornata conclusiva. Avremo la scuola, l'istituto comprensivo Garibaldi, che avrà un ruolo da protagonista, i ragazzi quindi che partiranno dalla scuola secondaria di primo grado a fare una sfilata, appunto si arriverà in piazza, ancora una volta avremo musica e intrattenimento e tanta bellezza, come diciamo sempre noi, e nel pomeriggio tutto si concluderà la sera con i DJ in piazza, quindi attività molto belle, attività di divertimento in linea con il carnevale e appunto tutti i colori della bellezza. E colgo l'occasione per ringraziare tutta la squadra che si è attivata per questo carnevale e intendo dire il tavolo della solidarietà che è stato presente con le varie associazioni che lo compongono, e il CIF appunto per l'attività che ha promosso, e tutte le altre associazioni che parteciperanno, Fantasilandia, i DJ, ma anche le famiglie, i cittadini, la scuola e le attività che come sempre collaborano affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Un grazie particolare lo rivolgo anche al comando dei carabinieri e alla locale stazione, che come sempre coordina la viabilità e la sicurezza. Ad Agrigento, nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello, oggi la conferenza di presentazione della 19ª mezza maratona della Concordia Città di Agrigento, che si svolgerà domenica prossima 26 febbraio con partenza alle 9:30 dal lungomare Falcone Borsellino a San Leone. L'iniziativa è promossa dal gruppo sportivo Valle dei Templi in collaborazione con il Comune, il Parco della Valle dei Templi e il Lions Club Agrigento Host. Arturo Cantella. Domenica 26 al via la mezza maratona, un impegno ormai che non può mancare nella vita della città di Agrigento, nel mondo sportivo, insomma un evento importante. Presidente. Sicuramente ormai siamo alla 19ª edizione e ormai è una gara collaudata, tutti quanti i maratonetti siciliani vengono a percorrere il nostro tracciato, che è unico e solo. Passiamo dalla Valle dei Templi e questo grazie al permesso che ci dà l'ente parco, che ringraziamo per l'attenzione che ci dà, ringraziamo il sindaco, la città e tutte le forze dell'ordine che ci aiuteranno per avere un percorso sicuro e garantito. Il tracciato è sempre lo stesso, si parte da San Leone, nella zona vicino al Porticciolo, si fa il giro dal Viale dei Pini e poi si va verso le dune, si ritorna indietro, si passa dall'arrivo sul Viale Falcone Borsellino e si sale verso i Templi, si arriva al Tempo di Girone e poi si ritorna indietro con l'arrivo al Viale Falcone Borsellino. Ormai è una gara diventata simbolo del mondo del runner italiano, tantissimi atleti italiani, diciamo dell'Italia del Nord, scendono nella nostra città per correre e per ammirare le nostre bellezze che sono uniche. Grazie a questo, quindi non è soltanto un movimento di sport, di amare la natura, ma è anche un momento di presenze turistiche nel nostro territorio. Questo ormai lo abbiamo capito in tanti, anche l'amministrazione attuale e tanti altri enti pubblici hanno compreso l'importanza dello sport, anche di questo tipo di sport, e quindi ci sono vicini e noi di questo li ringraziamo. Quindi domenica alle 9:30 dal Viale Falcone Borsellino parte la 19ª mezza maratona della Concordia Città di Agrigento. Consigliere comunale Cantone, nella qualità di presidente della Commissione Sport del Comune di Agrigento. Un'iniziativa sicuramente importante questa mezza maratona, che dà la ribalta anche alla nostra città per ciò che riguarda l'agonismo. Ma un'iniziativa importantissima. In Commissione ce ne siamo occupati più volte, volevamo addirittura istituzionalizzare, dare proprio un tocco istituzionale a questa manifestazione che è encomiabile sotto tanti punti di vista. Intanto dal punto di vista sportivo, raggruppa veramente centinaia e centinaia, forse anche migliaia di atleti in una sola volta, in un periodo soprattutto, e sfociamo nell'altro mio settore, diciamo il settore del quale mi occupo, il turismo, che occupano in un periodo di bassa stagione
stagione diciamo, i B&B, gli alberghi, quindi Agrigento si trova grazie a questa manifestazione a dover accogliere positivamente tanto turismo. È tanta gente che visita Agrigento, è tanta gente che fa sport, insomma i migliori valori della nostra città. Emanuele Farrugia, come presidente del Lions Agrigento Host, fa parte di questa iniziativa, un'iniziativa che anno dopo anno cresce sempre di più. Sì, questa è una iniziativa statutaria dell'Agrigento Host, del Lions Agrigento Host. Io quest'anno in qualità di presidente rappresento il club ed è una delle nostre manifestazioni di punta, una delle attività che il Lions Club Agrigento Host attiva ogni anno. Quest'anno speriamo di fare anche altre attività relative allo sport, ci stiamo impegnando per lo sport per i disabili e speriamo di poter dare alla città delle iniziative di valore culturale e sociale. Assessore Ciulla, quanto è importante un'iniziativa come questa per Agrigento anche da un punto di vista agonistico? Molto importante questa iniziativa, la Mezza Maratona della Concordia, la 19ª edizione, ormai un appuntamento fisso nella nostra città che vede tantissimi partecipanti. Anche quest'anno si tratta di circa 1 migliaio di partecipanti, quindi una partecipazione veramente massiccia da parte di questi atleti che si confrontano in termini agonistici, ma anche semplicemente per condividere quelle che sono le ideologie e l'importanza di svolgere la pratica sportiva per mantenersi in forma e in stato buono di salute. Importante per Agrigento da un punto di vista sicuramente sportivo, agonistico, ma anche da un punto di vista turistico. È un importante incontro che vedrà tanta gente arrivare ad Agrigento, quindi pernottamenti, quindi ristoranti, quindi bar che lavorano. Un'importantissima iniziativa che veramente è importante per la nostra città. Ringrazio la GS Valle dei Templi per l'impegno profuso in tutti questi anni e che continua sempre in città e speriamo di avere sempre più partecipanti nei prossimi anni. Siamo adesso allo sport, calcio, 24esima giornata del campionato di Serie D girone I. Il Licata perde 3-0 contro il Sant'Agata. Un Città di Sant'Agata in grande spolvero batte 3-0 il Licata e vola sempre più in alto in classifica. La formazione di Vanzetto domina il Fresina con una prestazione di intensità e di alta qualità che non lascia alcuna possibilità di replica ad un Licata non pervenuto. Gara subito in discesa per i padroni di casa che dopo 28 secondi dal fischio d'inizio trovano il capolavoro al volo di Squillace che sfrutta di gran classe la pennellata dalla parte opposta di Vitale e insacca all'incrocio. Al settimo l'occasione per l'immediato raddoppio è sul piede di Marcellino che ad un passo dalla linea di porta sciupa l'assist del solito Squillace. Al 16° Calafiore in rasoterra dal limite sfiora il palo. Il Licata prova a scuotersi e al 20° Ouattara in tuffo di testa sul traversone di Pino mette di poco al lato. Al 27° altra palla preziosa di Squillace per Marcellino su cui risponde presente Valenti, poi Bonfiglio al rimorchio spara alto. Alla mezz'ora altro tentativo di Bonfiglio dal limite ma il tiro è troppo centrale. Nella ripresa il Città di Sant'Agata continua a tenere il piede sull'acceleratore e al 5° Vitale si libera bene al tiro dal limite dell'area senza però trovare la mira giusta. Al 9° Bonfiglio viene steso al limite dell'area da Garau, si incarica della punizione Squillace che col mancino la mette a fil di palo. Il raddoppio manda il Licata al tappeto. Gli agrigentini non fanno nulla di più del timido tentativo di Vitolo che al 20° mette alto da buona posizione. Il Sant'Agata invece non si accontenta e al 23° Romano scarica per Barbara che in diagonale non inquadra la porta. Al 25° anche Marcellino ci prova in diagonale ma la mette fuori. Al 27° Bonfiglio semina il panico in area ospite ma non trova la rete, complice la deviazione di Valenti. Poi a firmare il tris al 32° è Calafiore che raccoglie al secondo palo su azione di corner e beffa Valenti. Prima del triplice fischio Bonfiglio al 35° si lascia ipnotizzare a tu per tu da Valenti e poi al 40° il giovane catalano che non trova l'angolino per un soffio. Il Città di Sant'Agata chiude dunque in trionfo centrando la 14ª vittoria stagionale che vale quota 45 in classifica ad appena un punto dal secondo posto.
Eccellenza, l'Akragas vince 3-0 contro la Parmonval, 3 punti importanti quelli conquistati dai biancazzurri che così restano in scia della capolista Enna. Il nostro direttore Arturo Cantella. Seconda vittoria consecutiva per l'Akragas che nella 22esima giornata del campionato di eccellenza ha superato per 3-0 la Parmonval. All'Esseneto una partita a senso unico con la squadra di mister Terranova che non ha mai sofferto nell'arco dei 90 minuti. La partita si è sbloccata al 17esimo con una rete messa a segno da Brunetti. Il raddoppio dei padroni di casa porta la firma di Barrera al 26esimo. Anche nella seconda frazione di gioco la musica non cambia, con la squadra dell'Akragas che ha spinto forte e riesce a segnare anche il terzo gol con Noto. 3 punti importanti, insomma, quelli conquistati dai biancazzurri che restano in scia della capolista Enna che anche quest'oggi ha vinto in trasferta Resultana. Sono 2 i punti di distacco tra le due squadre che si giocheranno la promozione fino all'ultima giornata. L'Akragas domenica sarà impegnata nel derby con il Favara che attualmente è terzo in classifica, mentre l'Enna ospiterà la squadra di Leonforte. Penso che questo sia uno dei campionati d'eccellenza più combattuti degli ultimi anni, visto che siamo 3-4 squadre tutti là in pochissimi punti, con soprattutto ancora gli scontri diretti tutti da giocare. Domenica ci aspetta una gara molto difficile da fare, perché secondo me è uno dei campi più difficili di tutta l'eccellenza siciliana. Però ho visto quest'oggi molta voglia di fare bene, però come mai che le punte non segnano? Che succede? Le punte non segnano, è difficile da dire perché può essere che noi sbagliamo a servirli davanti alla porta perché molto spesso non riusciamo a fare l'ultimo passaggio, le condizioni del campo non l'aiutano, molte volte ricevono palla girate di spalle per arrivare per girarsi verso la porta devono fare 6-7 tocchi e ogni volta hanno 3-4 avversari dietro le spalle che li pressano. Purtroppo per ora va così, però sono sicuro che ho piena fiducia nei miei compagni e che presto si sbloccheranno. Sì, allora facile non proprio perché comunque era importante partire con l'approccio giusto, l'abbiamo fatto e naturalmente queste partite si possono decidere da un episodio, poi si acquisisce fiducia, si acquisisce più gioco, quello che ci serviva. Fortunatamente è arrivato su un mio gol e ne sono contento. Che gusto ha il tuo primo gol con la maglia dell'Akragas? Che punizione tra l'altro? È stata bella, cioè nel senso io sono arrivato lì e sapevo di far gol, questo perché l'avevo provata, riprovata e sapevo di far gol ed è un'emozione importante. Spero di farne altri e molto più importanti. Entra nel vivo il campionato. Ogni partita mette in palio punti importantissimi per l'Akragas, soprattutto per il salto di categoria. Come state, come è arrivata a questo finale di stagione? Ma io direi che il gol di Semenzin contro lo Sciacca ci ha ridato quell'animo in più che ci serviva. Oggi era una partita che non dovevamo, come ho detto, non dovevamo sottovalutare perché dovevamo portare a casa i 3 punti. Adesso sono 9 finali, 8 finali che ci aspettano e dobbiamo vincerle tutte per arrivare al nostro obiettivo. Domenica la trasferta qui vicino a Favara contro la Pro Favara, in palio punti davvero importanti per il salto di categoria, per la zona playoff per il Favara. Che partita ti aspetti? Che partita sarà? Sicuramente è un derby, io ho abituato al derby di Roma, posso solo che prenderne spunto e noi daremo tutto, metteremo tutto quello che abbiamo in campo perché comunque, come ho detto, è una finale, quindi le finali vanno vinte. Ancora eccellenza, buona vittoria anche per la Pro Favara che vince 2-0 contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Il servizio di Giuseppe Moscato. Continua la serie positiva per la Pro Favara che vince anche a Marineo contro la locale squadra dell'Oratorio San Ciro e Giorgio. Per la squadra favarese è la terza vittoria consecutiva, la 15ª stagionale. 2-0 il risultato finale, reti di Lapiana e Caternicchia. Pro Favara che colpisce anche 2 pali e costringe agli straordinari l'ottimo portiere del Marineo Cessi che salva in almeno 2 occasioni. La supremazia della Pro Favara non è mai stata messa in discussione. Gli uomini di mister Catalano hanno tenuto bene il campo, affrontando con grande professionalità anche i tanti episodi che hanno visto gli animi scaldarsi più del dovuto, scontri che hanno creato frizioni e diverse ammonizioni, e anche l'espulsione di Cardinale del Marineo per somma di ammonizioni.
Marineo che ha cercato di contrastare gli ospiti, ma contro questa Pro Favara l'impresa è ardua per tutti. La Pro Favara sblocca il risultato ad inizio di ripresa con il solito Lapiana, abile a trasformare un calcio di rigore, il raddoppio al 72esimo con uno slalom vincente di Caternicchia appena entrato proprio al posto di Lapiana. Il Marineo ha tentato di rimettere in sesto il risultato, ma è stato impossibile avvicinarsi alla porta di Airé, mai messo in seria difficoltà. I favaresi invece avrebbero potuto anche andare oltre il 2-0. Una vittoria importantissima per la Pro Favara che domenica prossima ospita in casa l'Akragas per il derby agrigentino per antonomasia. Una partita attesa da tutta la città, importantissima per l'alta classifica del campionato d'eccellenza Girone A che vede in vetta Lenna e a seguire proprio Akragas e Pro Favara. Ma sentiamo i protagonisti della gara. Ma è una partita, sapevamo che avevamo una partita difficile su un campo dove non siamo abituati a giocare perché è molto più piccolo rispetto al nostro. Devo dire che siamo partiti anche abbastanza bene, girando abbastanza bene la palla e che non si trovava spazio perché il Marineo era messo tutto dietro la linea della palla, quindi ogni volta che riuscivamo a trovare qualche imbucata non l'abbiamo sfruttata nel migliore dei modi. C'è anche da dire che sia il primo che il secondo tempo per circa 80 minuti è stata una partita tosta, maschia, e devo dire che i ragazzi l'hanno affrontata col piglio giusto e questo sicuramente è una cosa importante. Forse un po' di nervosismo in più in campo, però poi alla fine si è riusciti a giocare, raddoppiare, insomma la partita poi è andata avanti. Sì, nervosismo perché cercavamo in tutti i modi di sbloccare la partita, però non abbiamo mai trovato l'imbucata giusta, quella volta che l'abbiamo trovata non l'abbiamo sfruttata e quindi la squadra si è un po' innervosita. Però alla fine del primo tempo abbiamo parlato un po' agli spogliatoi, c'erano ancora 45 minuti, quindi bisogna essere abbastanza tranquilli e fare quello che sappiamo fare e attraverso il gioco arrivare poi a vincere le partite. Mister, abbiamo visto un primo tempo motivato, Marineo in campo ben messo, certo poi il rigore ha un po' modificato l'assetto. Sì, è andata proprio così, ce la siamo giocati bene il primo tempo, abbiamo cercato di chiudere tutti gli spazi, abbiamo avuto qualche occasione noi, qualcuno nel Favara, sapevamo che era una partita molto difficile, poi purtroppo gli episodi cambiano l'andamento di una gara, andare sotto su un episodio quantomeno dubbio non giudico mai gli errori arbitrali, figuriamoci in eccellenza o il VAR, però dico quell'episodio ha cambiato la partita, i ragazzi tutti mi dicono che non c'era, eppure è chiaro che è normale che i miei mi dicono così, dalla panchina non sembrava ma non lo giudico, ci può stare, poi l'andamento è andato lì, quando vai sotto col Favara con la qualità che hanno loro è difficile, i ragazzi poi hanno perso la testa e quando siamo rimasti in 10 purtroppo il gol ci ha tagliato la testa e abbiamo avuto quei 5 minuti di nervosismo che ci hanno lasciato in 10 e poi è difficile andare a recuperare. Qual è il proseguo del campionato per il Marineo? Ma il proseguo, noi dobbiamo giocarci partita dopo partita, cerchiamo di dare il massimo. In pratica c'è stato un momento della partita in cui c'era abbastanza nervosismo da entrambe le squadre, poi sono entrato e ho sfruttato l'occasione e ho fatto un bel gol. Uno slalom da manuale, veramente. Sì, è stato tutto improvviso, infatti poi lo voglio rivedere, però penso che da fuori è stato un bel gol. Adesso ci aspetta una settimana importante in vista del derby con l'Akragas. Una settimana importante perché, più che altro perché la classifica si è accorciata e quindi per noi è una partita importante, però ripeto come ho detto anche l'altra volta, per me tutte le partite sono importanti, non è perché viene l'Akragas, poteva venire pure il Cusse Palermo o la Parmoval, noi dobbiamo interpretare le partite come abbiamo interpretato in queste ultime giornate, dopodiché ciò raccogliamo il meglio che possiamo raccogliere e quest'anno, ripeto, la società ci ha fatto una squadra perché è il merito della società che mi ha permesso di fare questa squadra. Io ringrazio sempre tutti i capi, diciamo, da Marrone a Castronovo, che mi hanno permesso di costruire una squadra di ragazzi straordinari. Settimana intensa, no, noi
lavoriamo come abbiamo lavorato tutte le altre settimane, con grande serenità, con grande voglia, i ragazzi si divertono quando arrivano al campo. È vero che giustamente la partita domenica ha un significato diverso sia per la classifica e sia perché è un derby abbastanza sentito, quindi noi cercheremo di prepararla nel migliore dei modi e poi domenica il campo darà il verdetto. Abbiamo avuto il rientro di Lupo, insomma si è fatto gli ultimi 10 minuti, avremo la possibilità domenica prossima anche di Marino, di De Luca, insomma la rosa si va completando. Sì, stanno rientrando un po' tutti, oggi vedo l'ho messo dentro 15 minuti della fine anche per fare prendere un po' di confidenza col pallone, campo, anche se è un ragazzo, devo dire, un professionista perché si è sempre allenato e si vede perché è sempre pronto a qualsiasi cosa. Poi rientrano gli squalificati, quindi domenica sono tutti a disposizione e poi alla fine chi ritengo di far partire titolare contro l'Agragas lo deciderò sempre la domenica mattina. È anche vero che fino a questo momento devo dire che i ragazzi sono stati tutti bravi, per me sono tutti titolari, quindi so che tutti vogliono giocare questa partita, però purtroppo alla fine ne vanno 11 in campo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.